C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a un nuovo appuntamento con C'entro Anch'io speciale C'era una volta. Sta piacendo sto programma, Federica, sì, davvero molto, siamo contenti. moltissimo. Siamo contenti perché rispolveriamo attrezzi, oggetti di una volta che arredavano le cascine dei nostri nonni, bisnonni. Vedete, noi siamo davanti a questo fuoco, ma l'oggetto che vogliamo raccontarvi in apertura di puntata in realtà non ha a che fare col fuoco, ma un po' col calzolaio. Anche ieri, Federica, ti ricordi? Ieri c'erano tre tè. Sì. E oggi c'è la Lisno. Che cos'è la Lisno? Lo vedete, no? Nell'immagine. La Lisno è questo attrezzo con una punta affilata, un manico di legno, una punta affilata, che serviva per sbisare il cuoio. Per bucare il cuoio, per far passare ago e filo e cucire la calzatura. Hai capito? La Lisno, chissà se adesso ancora il calzolaio lo utilizza. Va bene, adesso vediamo un po' di interrogare i passanti in centro a Brescia. Vediamo un po' come se la sono cavata. Qui alla rotonda Duomo Vecchio in compagnia di Alessia. Alessia, ciao. Lisa. Alessia e Lisa, parenti, amiche? Amiche. Ah, bene. E siete bresciane? No. Di dove? Trieste. Di Trieste. Cervia. Ma che roba, Romagna e Trieste, qua in città per cosa possiamo sapere, siamo un po' curiosi. Ma una gita. Bene, benissimo, speriamo che vi piaccia. Sentite un poco, se io vi faccio vedere questa immagine, questa è una sgranatrice meccanica, vi aiuto perché insomma magari, che cos'è secondo voi? Cosa, per quali motivi veniva utilizzata? Qual era il suo scopo? Si parla di roba di campagna, dei nostri... Vedi, abbiamo appoggiato una pannocchia, questo era un attrezzo. Ok, per togliere via i chicchi di grano. Brava, esatto, Ok. sì, per togliere i chicchi di grano turco dal tutolo, si diceva moi. E secondo voi qual è il termine corretto in dialetto? È caratù o sgranadur? È una sgranatrice meccanica, quindi. Sgranadur. È uno sgranadur, esatto, bene. Confermo, sì, assolutamente. Caratù non c'entra nulla perché Caratù è un grosso carro, quindi non c'entra proprio niente. ok. Vabbè, grazie. Grazie a voi. Bene, buona passeggiata, buon proseguimento. Grazie. Secondo me l'hanno imparato bene Sgranadur le ragazze. Bravissime, Gina da Cervia, non di Trieste, non è che si può pretendere, sono state brave. Va bene, e un altro ancora, vediamo se lo ricordate. Questo è il Brisy. Ah, io sì. Lo guardate, lo vedete? Il tostacaffè, cos'era questa scatola metallica? La vedete? Una sfera o un più semplice bussolotto con uno sportellino fissato in fondo a un lungo manico, pure in metallo, riempita con una certa quantità di grani di caffè o d'orzo, veniva rigirata sulle fiamme per permettere la tostatura dei chicchi. Dopo la fa passare nel masnì, la masnao, per permettere poi con acqua calda sia caffè che orzo, per permettere poi di fare la famosissima bevanda calda. La bevanda calda però andava prima filtrata con il culì, perché ci voleva anche il culì, perché non era molto concentrata, no? La si rinforzava spesso magari anche con della grappa caserezza o addirittura il vino rosso. Mia nonna beveva il caffè col vino. Anch'io? Ah, ecco, mo si spiegano parecchie cose. Allora questo era il Brisy, l'avete visto, lo ricordate, è una cosa carina, speriamo di avervi fatto una piacevole compagnia e magari qualcuno di voi anche un po' di nostalgia. Alla prossima qui con C'entro Anch'io speciale C'era una volta, ciao! C'entro anch'io.